Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo! Buon venerdì, è tornato Paolo. Sapete che Paolo è l'autista di Dinsinema, Yudinsi, Copaimi, Salaimi, insomma di tutte quelle che va a prendere le persone in difficoltà, le porta a far visite, eccetera, eccetera. Quindi ha degli orari. Oggi però un momentino caffè è riuscito a berlo. Siamo sempre con Vincenzo che è qui dalle 4:30, apre lui, praticamente apre lui, e abbiamo il nostro lettore Ranieri, vedete, molto concentrato, lui ci dà le notizie fresche dei suoi quotidiani e ci dà le... E poi c'è, come sempre, già stanco, il nostro amico stressato, Fabio di F2 meccaniche, no a Felè ma a Tavagnacco. E quindi siamo sempre fortunati, quindi dobbiamo stare attenti, con calma, veniamo fuori. Però dedicata a tutti quanti, la barzellettina che il mio amico Geppo, sai, quello di Roma, che ogni tanto lo sentiamo nella sveglia dei gradatori, radio di Missione Suono, ogni mattina da Roma, che ci saluta, e c'è questa coppia, lei si sveglia la mattina, comincia, si stira, che fa: amore, ho fatto un sogno strano, pensa, ho fatto un sogno che sono andata in un supermercato, tutto il giorno al supermercato, perché davano la roba gratis. Una cosa, e lui, anch'io mi sono stirato, guarda, anch'io ho fatto un sogno strano, era che facevo sesso con 2 donne. E lei, ma c'ero anch'io? No, tu eri al supermercato. Un saluto vergognosissimo da quelli delle 3 sorelle. Ci prepariamo a grandi eventi, grandi serate, le novità ve le daremo. Ciao. Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo!